Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava Cicicocò, Ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore. Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi danno da mangiare melagrane e guaste. Guardate che cosa bella, stiamo lavorando per voi e ce le beviamo noi. Queste sono le melagrane, la vendemmia delle melagrane, guardate che belle. Questa è anche spaccata, stava ridendo. Infatti in sardo quando uno ride fuori luogo si dice sorriso da sarniata, che si fu disperrata. Il riso della melagrana perché si era spaccata, sperrata. E tutto questo brodino di melagrana, piano piano io me lo bevo la mattina e mi fa bene a tutto l'organismo, a tutto il corpo. Agrituristi, non andare da Pirodi, che ti danno le melagrane tutte guaste. Noi te le diamo buone, ricordatelo, ti vogliamo bene. Urgufans, tutto bene. Wow. Guardate che cosa bella. Io adesso direi che bastano, perché ne abbiamo già tirate giù abbastanza. Le lasciamo, perché ce ne sono ancora che non sono mature nella pianta, bisogna lasciarle maturare bene. Io mi ricordo da bambina che c'era mio nonno e mia nonna Peppa che mi portavano in campagna a vedere le piante delle melagrane e c'erano queste melagrane grandi con tutti questi denti rossi. Io mangiavo questa melagrana ed era acida. Era la melagrana agra, in sardo diciamo, aniara agra. E a me non piaceva quella roba lì, però mi diceva che faceva molto bene al sangue. E gli ho detto, io il sangue ce l'ho già buono. Però poi c'erano le piante di melagrana con la melagrana col chicco dolce. Quelle io me ne stavo sotto l'albero, me le sgranocchiavo tutte quante. E poi mio nonno, che era stato in guerra, era riuscito a portare uno spremitore della melagrana, l'aveva non rubato, l'aveva preso perché era lì abbandonato, era crollato la casa della bomba che era caduta, che aveva scoppiato e che non c'era nessuno dentro, che si erano tutti salvati. E allora cosa ha fatto? Ha preso questo spremitore di melagrana e l'ha portato in Italia, a casa. E quando lui è andato via nelle vie del Signore mi ha lasciato questo spremitore di melagrana, me l'ha regalato a me e ve lo voglio fare vedere perché è bello, perché spreme melagrane, limoni, arance, mandarini, spreme tutto, addirittura fa anche la marmellata di fico d'India con lo spremitore delle melagrane. Allora, venite con me, andiamo? Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi spremono le melagrane guaste. Buongiorno! Vi avevo già salutato prima, però per educazione ho finito di lavarmi le mani e le lascio bagnate. Devo lavorare per spremere le melagrane. Eccole qua, le abbiamo portate, il cestino delle melagrane, guardate che cosa bella, guardate. E facciamo il liquore di melagrana, liquore da bere subito. Allora, viene tolta la parte superiore e la parte inferiore, vedete? Poi si fa questo giro così, si fa tutto il giro così per poter arrivare ad avere la melagrana spaccata. Eccola qua, vedete?
Allora, lo spremitore della melagrana è questo, portato dalla guerra, guardate che bello che è. Guardate, si smonta così, poi si smonta colà. Guardate che cosa sembra, la scatola del prestigiatore. E infatti questo qui è un gioco di prestigio. Allora, la melagrana, alcuni pensano che bisognerebbe metterla così. No, si mette così perché quando si spreme tutti i chicchi vengono spremuti. Siamo pronti per l'operazione? Eccola qua. Guardate, si abbassa leggermente, il succo comincia a scendere. Vedete? Ecco qua, lasciamo scendere il succo che fa bene alle nostre vie dell'organismo. Ecco, piccole gocce, solleviamo e vedete che rimane completamente spremuto, guardate, completamente spremuto. Ne mettiamo un'altra, sempre dalla parte dell'alto. Agrituristi non andate da piloti che vi spremono le melagrane guaste. Chissà quanto sarebbero a piloti. Allora ne prepariamo un'altra, vedete? Poi questo viene messo nel cortile per terra, viene messo per terra perché ci sono le galline che vanno a beccare tutti questi chiccolini, vedete? Questi si mette così per terra e le galline vanno. Allora prepariamo un'altra melagrana tagliando la coroncina. La melagrana hanno detto che è la regina del giardino perché c'ha la corona come una regina, vedete? Infatti c'era una specie di poesia che diceva: Madama Rebecca non beve caffè, ha tanti figli, marito non ha, i figli sono tutti chicchi. Indovina che cos'è? Ed era la melagrana, capito? Madama Rebecca l'hanno chiamata. Mi piace questo nome, Rebecca. Vabbè che tutti i nomi sono uguali, però un nome che si chiama Rebecca non mi piace. Vi ringrazio per tutti i salutini che state mandando e vi ringrazio tutti quanti. Vedete, guardate che ricchezza di melagrane. Guardate, i chicchi non sono molto grandi ma sono molto buoni e dolci. Allora mettiamo un'altra melagrana così, spremiamo, eccolo qua, vedete come scende? Lasciamo scendere bene. Agrituristi non andate da piloti che vi spremono le melagrane guaste. Noi vi diamo le melagrane buone buone e le melagrane me le bevo io. E boh. Allora, altra mezza melagrana. Allora vieni giù, ecco qua. Vedete, spremuto perfettamente bene. Siamo pronti per mettere l'altra, eccola qua, siamo pronti, vedete? Vedete? Eccola qua. Mio nonno era simpaticissimo, questo regalo poi non posso dimenticarlo. Era stato in Argentina 10 anni a lavorare e aveva imparato a parlare lo spagnolo. Lavorava in questa grande falegnameria e lo spagnolo non lo poteva imparare perché quando lavoravano c'era il rumore delle macchine ed erano tutti a urla. E allora aveva imparato due parole. Una era la testa, la parola testa in spagnolo si chiama gavessa e lui diceva sagavessa. E poi l'altra parola era la grattugia, rattacheso lui diceva, invece è raiacheso, poverino, di più non poteva imparare. Allora spremiamo l'altra fetta di melagrana, eccola qua, signore e signori, 1, 2, 3, la melagrana è spremuta. E allora cosa facciamo? Prendiamo il bicchiere, solleviamo intanto
mettendo da parte il becchime per le galline. Vedete, non è rimasto niente, sono rimasti 2 chicchi e io faccio così, questi chicchi li butto dove? Oh. Buonissimi, siamo pronti per fare il travaso del liquore di melagrana. Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi spreme le melagrane guaste guaste. Eccolo qua, cin cin. Non si può parlare quando si gustano queste cose, è una cosa incredibile. Questo liquore, questo liquame, peccato chiamarlo liquame, questo vino paradisiaco che esce dalla melagrana spremuta è un sogno che entra dentro il corpo e si divulga nelle vene, nel cervello, nella mente, e io me lo bevo tutto quanto io il melagrano. Che buono il melograno! È un sogno, non c'è niente da fare. Dite la verità che non ci avevate mai pensato farvi uno spremitore di questo genere, perché avendo in casa una cosa così puoi fare spremuto di qualsiasi cosa. Puoi fare la crema di banane, scherzavo, cin cin. È veramente una cosa incredibile. Io vorrei poter arrivare con questo braccio da voi e farvelo assaggiare, perché è veramente una meraviglia. Diciamo che io qui a casa ho diverse piante da frutta e tutta questa frutta che fanno le piante io me le mangio tutte, dalla prima all'ultima. Diciamo che almeno 3/4 del mio fabbisogno me lo danno le piante, del fabbisogno delle frutte, i pomodori, le lattughine, le melanzane, i peperoni, le nespole, i fichi d'India, i peperoni, guardate, peperoncino piccante. Perché il piccante? Il piccante fa bene perché ti dà questo che sto facendo io, parlare sempre piccante. Ricordatevelo! Signora Desolina vi saluta, vi abbraccia, carissimi Urgufan, grazie dell'attenzione, cin cin, un bacio a tutti. Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava Cicicocò, Ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava Cicicocò, Ambrava.